Noi avremo bisogno di quantificare i danni, per farlo dobbiamo farlo prima della neve, lo dicevo al prefetto prima. È una corsa contro il tempo. Il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, riceve il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, 5 Stelle. Sorvolano le valli colpite dalla bufera, ripartono via terra per i serraj di Sottoguda. È buio quando rientrano per raccogliere l'apprensione degli operatori turistici. 2 cose sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio. 2. I ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito danni saranno diretti e non con credito d'imposta. Significa che erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni. Si deve tornare qui nella stagione turistica, si deve venire qui in massa e ci verrò anche io nel periodo natalizio. Io avrò il compito di portare in aula e far approvare tutte le norme che servono ai cittadini, alle imprese e agli amministratori locali perché si risolvano i problemi. In che modo il governo può veramente aiutarli? Inizialmente con sospensione di mutui, imposte e tasse e snellimento massimo della burocrazia per gli indennizi e per la ricostruzione del territorio. Occorre mandare il messaggio della ricostruzione adesso e farsi trovare pronti. Il rischio è quello che i turisti mandino le disdette negli alberghi e noi non possiamo permetterci questa seconda alluvione. Io delle alluvioni ne ho già viste 2, questa è la terza, che io sto abbastanza bene, invece c'è della gente che sta veramente messa male. Speriamo che qualcuno gli dia una mano veramente.